Bentrovati a Shooting, cari amici. Quest'oggi parleremo di molteplici argomenti, tra cui arte, scienze, botanica, letteratura e tanto altro ancora. E lo faremo in compagnia del dottore Antonio Patti. Buonasera. Buonasera. Buonasera dottore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi invece. Bene, allora parliamo un attimo dell'ultima cosa che ha insomma sfornato, che è questo libro, che è un concentrato di storia, di miti, leggende, ma anche di cose scientifiche importanti. Parliamo di Specchio d'Aloe, questo libro con la prefazione di Gabriele Peroni, che è edito da Nuova Ipsa Editore. Eccolo qua. Sì. Specchio d'Aloe è un libro che parla dell'aloe. Ne parla però facendo un po' la storia di questa pianta. Specchio poi ho messo nel titolo perché raccontando la storia di questa pianta, in realtà raccontiamo anche la storia dell'uomo e del rapporto dell'uomo con questa pianta. È un libro che è completamente diverso da tutti gli altri libri che sono usciti nel frattempo con questo argomento dell'aloe, perché soprattutto ne fa una storia attraverso tutte quelle che sono le testimonianze. Il prefatore addirittura dice che è un libro sull'aloe unico a livello globale. Dice proprio così. Sì, poi c'è un aneddoto su questa storia perché questo prefatore aveva scritto per questa casa editrice Nuova Ipsa Editore di Palermo un volume sulle piante medicinali di circa 1 migliaio di pagine. Quindi anche lui è un medico. Un farmacista, ecco. È un farmacista, di 1 migliaio di pagine. E l'editore con cui avevamo pubblicato alcuni racconti precedentemente diceva: che hai a casa? Io dico: ho questo Specchio d'Aloe, però ci lavoro da tantissimo tempo e ancora lo ritengo ancora completo. Dice: me lo mandi? E io l'ho mandato. Ricevo l'indomani mattina una sua email in cui mi dice: Antonio, sei una persona di rimproverare, diciamolo così, perché non mi hai fatto dormire tutta la notte. E dico: che cosa ho combinato? Dice: il libro è meraviglioso, dobbiamo pubblicarlo. Quindi era completo, per lei non per lo lui era, era completo. E poi abbiamo avuto la lite perché io cercavo sempre ancora di trovare qualche cosa. Dice: deciditi di pubblicarlo, perché non lo pubblicherai mai se no. E ha passato il testo a questo prefatore, il quale anche lui l'ha letto, perché prima inizialmente anche con un'area un po' di sufficienza, perché immaginava che fosse uno dei tanti libri che si copiano uno con l'altro. Se tu guardi la bibliografia, do del tu, diamoci del tu, se tu guardi tutta la bibliografia che c'è in italiano su questa pianta, bene o male sono quasi sempre dei libri copia e incolla per molti versi. Sono pochi i libri che escono fuori da questi canoni e che sono di ricerca. Questo è un libro di ricerca perché ci sono circa 500 voci in bibliografia quando è iniziata questa ricerca, quando non c'era internet. E quindi è stata fatta faticoso. Molto spesso su testi antichi alla lucchesiana di Agrigento, quindi copiando a mano interi brani, perché è proibito anche fare fotografie dei libri, e quindi c'è stato un lavoro incredibile da questo punto di vista. Diciamo che la fitoterapia è attraversato i secoli, diciamo, sì, l'uso allora, delle piante di nasce e addirittura con l'osservazione di quello che facevano gli animali. Nel libro di Giuba, che non è arrivato a noi, diceva Filostrato che nella vita di Apollone di Tiane, che gli elefanti, quando sono feriti, si strofinano con la proboscide uno con l'altro delle piante di aloe sulle ferite. Quindi l'uomo, osservando quello che è il comportamento degli animali, come in questo caso, oppure vedendo quali sono le piante che mangiavano e restavano vivi o meno, ha selezionato tutta una serie di piante. Osservando. Sì, osservando. E questo è andato avanti fino a tutto il 1700 circa,
quando poi è nata la chimica di sintesi. Con la chimica di sintesi si è passato dalla estrazione dei principi attivi dalle piante a dei farmaci che sono soltanto di sintesi. Tanto per dirne uno, l'aspirina, l'acido salicilico, fino al 700-800 era estratto dalle salice e poi è stato successivamente creato da Hoffmann in sintesi diciamo, in un laboratorio, e quindi fatto poi il farmaco, quindi da sintesi, non più dall'estrazione. Ora c'è un ritorno di nuovo con l'erboristeria, la fitoterapia, ai principi direttamente con la pianta da utilizzare. E lì bisogna stare anche attenti. Io faccio un appello ai nostri telespettatori di considerare gli estratti delle piante che vengono adoperati sempre come delle sostanze attive, e quindi con possibili anche effetti collaterali che possono essere anche pericolosi. Anche perché io vedo sui social, viene molto pubblicizzata, ma sotto diverse forme, anche per il dimagrimento. Ecco, sì. Tanti consigliano di bere questo estratto di aloe per dimagrire. Ecco, stiamo attenti, perché comunque stiamo molto attenti, può avere anche degli perché effetti deleteri. Con l'aloe si può guarire, con l'aloe si può anche uccidere. Riporto nel libro la storia di un re del nord Europa che è stato avvelenato con l'aloe, e poi l'aloe è stato adoperato per imbalsamarlo, quindi doppiamente l'uso dell'aloe in questo caso. Certo, quindi quando si hanno delle necessità particolari bisogna sì, rivolgersi bisogna sempre medico. rivolgersi. E poi un'altra cosa, visto che parliamo di effetti terapeutici dell'aloe, si è tanto parlato della ricetta di questo frate Zago per quanto riguarda la cura di alcuni tipi di tumori. L'aloe può fare molto bene, nel senso che aiuta a come creare un film di protezione sulla parete gastrica, e aiuta pure a togliere l'infiammazione e tutta una serie di disturbi, però da sola non cura. Quindi bisogna sempre rivolgersi a medici e a strutture serie, qualificati, perché non si bisogna mai scherzare con la propria vita e la vita dei propri familiari. Assolutamente. Poco fa parlava un po' di imbalsamazione. Sì. Ecco, mi hai fatto pensare agli egizi, che comunque sì, sapevano bene come utilizzare l'aloe, quindi per la cura, la cosmesi, ma anche per l'imbalsamazione. Sì, ma se per questo con l'aloe è stato pure trattato il corpo del Cristo. Ecco. Perché in Giovanni si parla di Giuseppe di Arimatea che con 100 libbre di aloe e mirra mescolate assieme, corrispondono all'incirca 33 kg di materiale, ha unto il corpo del Cristo e poi essere avvolto nella sindone, nel lenzuolo. Ebbene, questo lenzuolo che osserviamo a Torino, ammesso che sia veramente il lenzuolo del Cristo, anche perché è stato studiato, ristudiato, però c'è sempre un punto di domanda. Quella figura dice che può essere stata impressa sul lenzuolo grazie proprio all'aloe. Ecco, l'aloe funziona un po' come nelle vecchie pellicole fotografiche, è fotosensibile, e quindi anche da questo punto di vista ecco la traccia dell'aloe anche sul velo sintonico. Certo, poi guardando un po' al passato ci fa pensare anche a Cleopatra, questa immagine, sì, l'immagine di Cleopatra, donna un po' vanitosa, ma della sua bellezza ne aveva fatto anche un'arma di regno, instrumentum regni, come si suol dire, cioè lei ha adoperato la sua bellezza anche per soggiogare i romani. Non dimentichiamo che
se mi ricordo era Antonio che era rimasto colpito dal fascino Folgorato. di Cleopatra. Lei comunque a quanto pare usava questa polpa proprio per cospargersi, Sì, perché per mantenere la pelle morbida e sensuale. Di bellezza. Molte quindi... delle creme di bellezza che oggi sono ritornate di nuovo in voga con l'aloe e proprio adoperano questa sostanza che tra l'altro aiuta a morbidire la pelle, toglie le infiammazioni, serve ad esempio contro le punture degli insetti. Può essere adoperato in estate, specialmente come uno dei tanti elementi di una crema solare. Quindi addirittura ci sono degli studi del 1920 in poi, quando si è incominciato a fare la radioterapia, cioè usare i raggi X per curare alcuni tipi di tumori, si è cominciato a usare l'aloe per curare le ustioni da bruciature date dalle raggi Röntgen. Certo, poi per quanto riguarda anche il mito, la leggenda, a quanto pare l'aloe ha delle proprietà apotropaiche. Ecco, non è una parolaccia, però sì, significa apotropaiche è un termine greco che amo molto, tra l'altro, che significa beneauguranti. E mettere una pianta d'aloe davanti alla casa è un augurio che viene fatto e quindi si evita che possano entrare gli spiriti maligni. Sì, diciamo che nel corso dei secoli si è sparsa un po' questa voce che sì, tiene un po' a distanza gli eventi negativi deleteri. Esatto, quindi è importante. Io, ad esempio, nella casa ho diverse piante di aloe. Noi non siamo superstiziosi, però io direi un pezzettino di aloe possiamo anche tenerlo in tasca, non si sa mai. Poi che dire, nel libro si legge anche che l'aloe veniva adoperato perché è capace di far resuscitare morti, tra virgolette. Quindi veramente quasi qualcosa di quasi incredibile. Un toccasana. Oggi è diventato una cultura fiorente, c'è tutta un'industria, addirittura negli Stati Uniti, in uno degli studi che ho portato, c'è un fatturato medio di circa $1 milione di dollari al giorno legato all'industria e alla coltivazione dell'aloe. Anche perché adesso viene sponsorizzato Viene su molto. tutto, non c'è prodotto ormai, dalla cosmesi alla detersivi anche per l'uso domestico, alla carta igienica o dentifrici o che non sia o con l'aloe. Prima io uso la schiuma da barba a base di aloe. Assolutamente. La doccia la faccio con un prodotto a base di aloe. Anche per questo ho scritto il libro Specchio d'aloe. Ma io l'ho scritto il libro in verità non tanto per tutto questo, l'ho scritto perché io sono da sempre, da bambino, un collezionista di piante grasse. Ecco. E tra le piante grasse della mia collezione, proprio le piante grasse? Perché sono più resistenti? E ci sono anche le aloe. Ci sono in natura circa 350 specie diverse di aloe. Io in collezione ne avrò un 150, quindi ho una bella, diciamo, rappresentanza di questo genere di piante. Sono piante affascinanti perché sono piante che si sono adattate a un po' tutti gli ambienti più estremi che ci siano sulla faccia della terra, che vanno dalla costa, come ad esempio ci sono dei cactus che crescono, si può dire, quasi lambiti dalle acque dell'oceano. Ma l'aloe è una pianta nostra comunque, mediterranea. Possiamo un attimo appropriarci? È stata portata dall'Africa e da Socotra, questa isola che si trova nel Mar Rosso, e dagli arabi. Aloe è un termine greco, alos, che significa salmastro, proprio è anche amaro, perché il succo è molto molto amaro, amaro come l'alo, cioè amaro come l'aloe. Questo amaro ha anche una simbologia nella storia. Questo amaro ha anche la simbologia, cosi amari stimali cari. C'è un nostro vecchio proverbio e che si trova anche con proverbi simili anche a livello nazionale,
cioè le cose amare sono quelle che poi fanno guarire. E infatti poi c'era anche il detto di addolcire con la presenza un po' di miele che si metteva ad esempio lungo il bordo della tazza l'amaro, e serviva una cosa curiosa per svezzare anche i bambini. I bambini che tardavano a svezzarsi dal seno materno, la mamma a un certo punto incominciava a passare un po' di succo di aloe sul capezzolo, quindi il bambino incominciava poi a sentire questo amaro, e con questo amaro poi finiva e si incominciava poi a svezzare. Bene, questo aloe è anche un po' legato alla figura di Cristoforo Colombo, ho scoperto. Sbagliando. Sbagliando. Perché Cristoforo Colombo, al ritorno del primo viaggio che aveva fatto in quello che poi lui aveva chiamato le Indie, poi Nuove Indie, stava tornando a mani vuote e ha riempito le stive delle caravelle con gli schiavi, quindi da lì sono cominciati i guai per gli aborigeni delle Americhe, e di piante che lui pensava che fossero delle piante di aloe e che in realtà erano le agavi. Quindi le agavi che non esistevano in Europa prima del viaggio di Colombo arrivano al ritorno del primo viaggio di Colombo in Europa, e da lì incomincia poi la famosa invasione delle agavi in Europa. Fino agli inizi del Novecento molto spesso venivano chiamate aloe americane. E quindi dobbiamo anche a lui questo errore, anche la diffusione delle agavi, che dalle nostre parti si sono pipoi subito ambientate. Figurati che nel libro nel Cluverio, che è un testo del 600 che parla anche di Agrigento, ci sono delle bellissime tavole. Sulla Valle dei Templi ci sono già delle piante di agavi con la spiga caratteristica. Assolutamente, ma da medico per esempio si sono diffuse tanto anche queste tisane a base di aloe. Io per esempio sono un amante delle tisane e cambio spesso. La tisana all'aloe è una delle mie preferite perché c'è scritto insomma che è purificante per le tossine. Allora, prese queste creme fatte direttamente da una delle, diciamo, dalle ditte serie, e quindi si trovano in farmacie o nelle orescherie, diciamo, di un certo livello, e si trovano delle pozioni fatte a base di aloe, dove vengono tolti gli antrachinonici. Cioè sono delle sostanze che sono quelle purgative, quelle anche poi drastici purgativi, che vengono tolte e che si trovano normalmente sulla parte più esterna della foglia dell'aloe. Quindi prendono la parte del midollo, poi con processi di purificazione tolgono questi antrachinonici, e quindi resta la parte, diciamo, più emolliente, la parte quella che riesce a dare tutta quella serie di fattori, diciamo, terapeutici e cosmetici migliori. Bene, quindi tantissimi di noi hanno una pianta di aloe, diciamo, in giardino. Se dovessimo dare proprio dei consigli pratici su come utilizzarla all'occorrenza. Si può dire questo, che le aloe che nel tempo sono state adoperate di più sono state l'aloe di Socotra, che poi è stata portata nel Nuovo Mondo, e poi è diventata l'aloe barbadensis, cioè quell'aloe che prima partiva con i fiori rossi, e nelle isole Barbados poi subisce delle mutazioni e i fiori sono gialli, che è quella che chiamano aloe vera. L'aloe barbadensis e l'aloe di Socotra sono le più usate in tutto. Ora un'altra pianta che viene molto usata è l'aloe arborescens. L'aloe arborescens è detta arborescens perché arriva anche a diciamo un po' la morfologia e fa un sacco di rami laterali, e normalmente si prende una foglia
di questa pianta di basale si pulisce possibilmente con uno strofinaccio, si toglie il bordo spinoso dove ci sono queste spine dall'altro lato e si ricava quindi una specie di trapezio, diciamo. Poi con un coltello affilato, come facciamo un po' con il pesce, togliamo la pagina superiore, la cuticola superiore, quella inferiore, e resta la un polpa. gel. Questo gel è quello che possiamo adoperare per metterlo anche su qualche bruciatura sulle ustioni. All'occorrenza, certo. All'occorrenza, sì. Quindi dall'aloe andiamo alla pittura, così noi amiamo sempre alla fare pittura. dei salti pindarici, perché anche in questo volume Specchio d'Aloe ho trovato un po' di pittura. Sì. Per esempio, qui c'è una Maria Maddalena con committente, la facciamo vedere? Sì. Diciamo che la pittura, come la scienza, la botanica, fa parte della tua vita, del tuo percorso, è importantissima. È unico, cioè non ci sono compartimenti stagni, perché se parliamo, come in questo caso dell'aloe, troviamo, c'è una nota dove ci sono almeno una trentina e più di deposizioni di Cristo, oppure altri quadri simili in cui c'è la presenza di questo famoso albarello dove venivano messi i profumi e dove venivano messi anche queste creme per questi balsami. In realtà soltanto pochissimi avevano usato la vera dimensione, perché 33 kg erano all'incirca la mistura per il corpo di Cristo, stando a quello che è la testimonianza di Giovanni. Ce n'è un'altra invece che vorrei farvi notare, è che a Loreto c'è una fuga in Egitto e c'è un'agave con il pennacolo con la fioritura. Questo ovviamente ai tempi di Gesù l'agave in Europa e nel vecchio continente non c'erano. Allora come mai è stato fatto? Perché siccome l'agave fiorisce una volta solo nella sua vita, quindi è un fatto eccezionale, come è eccezionale la Immacolata Concezione di Maria. È un simbolo praticamente. E quindi è diventato anche questo un simbolo. Quindi molto spesso dobbiamo leggere anche i quadri per i simboli nascosti che ci sono. Assolutamente. Anche perché... Qual è il primo quadro che ti ha colpito, se dovessi volgerti un po' al passato, nel corso dell'infanzia o dell'adolescenza, quando ti sei proprio approcciato all'arte? Allora, voi respirate arte in famiglia, tuo fratello, un pittore? Insomma. C'era mio padre che a suo tempo decorava i soffitti delle case, diciamo, dei ricchi possidenti di Favara a mano libera, quindi faceva questi tralci di fiori o altro. Qualcuno ancora c'è nelle antiche dimore di Favara. Poi chiaramente sono cresciuto quindi sempre con le figure in mano, poi mio fratello Lillo che si dilettava pure a dipingere, faceva alcuni quadri. Enzo è iniziato, diciamo, tardi rispetto alla tradizione che avevamo a casa. Però poi si è, diciamo, ripreso alla grande, poi si è ripreso con un sacco alla di grande cose. Possiamo salutarlo, il fratello del dottor Antonio Patti, che è Vincenzo Patti. Lo salutiamo perché è un grande lo saluto artista. Pure io, carissimamente. Ieri ci siamo visti anche assieme a uno dei più grandi scultori che abbiamo in Sicilia e uno dei più grandi a livello internazionale, che è Salvatore Ruzzuti, che è al fotografo anche Francesco Novara. Protagonisti di questo premio Buttitta 2018. Della prima serata del premio Buttitta. Ecco, l'arte è uno diciamo, un'altra espressione del bello. Quindi un'espressione del bello è lo studio, ad esempio, della storia, lo studio delle piante, e quindi storia e piante si trovano in questo libro. Un altro bello può essere anche lo studio delle religioni, dei miti, e i miti e le religioni li troviamo anche nell'aloe, ad esempio.
ci sono delle citazioni dell'aloe anche nell'Antico Testamento. Anche nei Vangeli apocrifi. Sì, nei Vangeli apocrifi. Nel Cantico dei Cantici è proprio una delle piante simboliche e più importanti, l'aloe. E pianta dell'amore pure, per molti altri versi la pianta dell'aloe. E quindi nell'arte, e poi l'espressione del bello si ha anche nella letteratura, si ha nella pittura, nella scultura, nella musica. Quindi sono questi i grandi diciamo, scenari su cui si svolge un po' tutta la Diciamo che uno mia ricerca. non può prescindere dall'altro. Non si può assolutamente, ecco perché poco fa io parlavo, c'è un unicum, c'è un'unica cosa che unisce un po' tutto. Non si può essere, come per esempio nel caso dei medici, c'è una cosa strana. Moltissimi medici sono contemporaneamente pittori, scrittori, poeti, musicisti. Ci sono dei grandi musicisti che erano tra i pittori c'era dei nomi importanti della pittura internazionale. Tra gli scrittori abbiamo Nabokov, l'autore della Lolita, il viaggio al termine della notte di Céline. Céline era stato un medico nelle periferie urbane di Parigi. Quindi, arte e scienze che sono strettamente interconnesse. Sì, le scienze sono bisogna essere legati. E addirittura ultimamente ho letto un bellissimo articolo in cui si diceva che i medici attuali che escono dall'università molto spesso sanno tutto di medicina, ma non sanno di tutto il resto. E che quindi bisognerebbe introdurre anche, qualche materia artistica. Dostoevskij diceva, quindi la lettura di Dostoevskij, la lettura dei grandi classici, perché effettivamente è importante anche una cultura umanistica che possa interagire con e rendere più completa la persona. Bentornati a Shooting, siamo sempre qui in compagnia del dottore Antonio Patti, scrittore e studioso di botanica, anche scrive poesie, libri, si occupa di arte a 360 gradi, però adesso vorrei un po' focalizzarmi sulla passione per la flora. Allora, so che hai un giardino meraviglioso. Tanti sono venuti a visitarlo, insomma, ed è un'esplosione di colori, di profumi. Ecco, se dovessi un attimo descriverlo a chi non c'è stato, come in modo poetico, visto che scrive anche poesie, come lo descriveresti? Il giardino è sempre un'autobiografia, un diario. Quindi non puoi assolutamente, specialmente in un diario, un'autobiografia sì, ma in un diario non puoi dire il falso, quindi devi essere sempre sincero con te stesso. E quindi cosa succede in questo diario che può essere il giardino? Quello di scrivere quelle che sono le tue sensazioni, le tue emozioni, tutto ciò che è il tuo sentire, e questo lo si fa cercando di curare i minimi particolari. Io mi sono trovato un pezzo di terreno che si trova sul cucuzzolo di una collina che guarda il mare. Già questa è un'immagine poetica. Sì, dove c'è una visuale a 360 gradi che abbraccia quindi il mare, tutto che va da Scala dei Turchi quasi si può dire a Punta Bianca, guarda sulle miniere, guarda poi su Favara, su Agrigento, e quindi rigira di nuovo. Era una zona anche strategica, secondo la guerra mondiale, e c'era in questo giardino un uliveto e un piccolo agrumeto. Io in questo terreno molto accidentato, pieno di pietre, non ideale da un punto di vista per un giardino classico, ho creato un giardino roccioso dove ho sistemato lungo il costone di arenaria tutta una serie di piante, specialmente di piante grasse, di cactus, agavi, aloe, che vanno però a interagire con le piante di ulivo e i cipressi che c'erano presenti prima.
quindi c'è una continua ricerca di quello che può essere l'landscape, cioè del paesaggio, quindi di questo effetto di quadro che deve cambiare continuamente e quadro Con le che stagioni, va giorno per giorno, e quindi ogni giorno è un giardino diverso rispetto a prima. Sostanzialmente poi ci sono due giardini, il giardino estivo e il giardino c'è la sorpresa, c'è l'effetto sorpresa all'interno dello stesso giardino, perché in questo momento incomincia a spuntare la fresia, va a coprire anche i cactus, fioriscono le fresie, i ranuncoli, i tulipani, gli iris, i narcisi e tutti gli altri, poi questi seccano. Tolgo tutto quello e rispuntano di nuovo tutti i cactus. Bene, quindi un giardino roccioso cangiante che si affaccia che sul cambia mare. continuamente, che guarda sul mare. Quindi, Bene. Che degrada, per cui ci sono dei passi che guardano a nord e verso l'interno, dove addirittura c'è un mese di differenza nella maturazione delle olive rispetto all'altro lato. Quindi c'è questa metamorfosi continua del giardino. Bene, io so che il dottore Patti è anche molto attivo sui social, perché io vedo che pubblica quasi ogni giorno immagini di flora, anche di fauna qualche volta. Sì. Quindi ti chiedo, qual è il tuo rapporto con la tecnologia? Allora, l'ho subita. Però poi lei adesso sta subendo te, perché Ora, ogni giorno sbocciano dei fiori. Sì. Allora, però sempre con grande ironia, cerco di essere presente su Facebook con grande ironia. Cerco molto spesso di due cose, soprattutto faccio. Alcuni momenti di provocazione, provoco specialmente per quelli che sono gli aspetti etici che molto spesso vengono trascurati. E dall'altro lato cerco di dare il meglio, cioè quindi il bello che ci può essere, condividere un fiore particolare che c'è nel mio giardino, una notizia, o come ultimamente anche sto mettendo molti posti che riguardano l'agricoltura, la nostra agricoltura che è stata penalizzata enormemente da una politica dissennata dell'Europa soprattutto e degli italiani che a discapito di quello che sono, ad esempio, il nostro frumento, gli agrumi, ora che ci arrivano gli agrumi da tutte le parti del mondo, i nostri vengono macinati, buttati giù, e invece compriamo arance che questo vengono dal Sudafrica anche perché o dal i nostri Brasile. sono i migliori. I nostri sono i migliori in assoluto. Questo. E quindi c'è anche questo tipo di messaggio che cerco di passare, molto spesso con il gioco, perché io penso che devo dire che sì. I tuoi post riscuotono sempre tantissimo successo, perché sono diretti e metti l'immagine ben fatta, come può essere cerco il primo piano di lavorarci, di un ci fiore. lavoro un pochettino. Alcuni posti sono posti tutti miei, cioè certe volte faccio delle battute che poi me le devo spiegare io stesso e che ricevono pochissimi commenti, oppure quei commenti che ricevo molto spesso sono gente che ci cascano nel ma è gioco, gente che magari ha poca ironia, quindi peggio per loro. Gioco con la mia stessa ironia. Quindi infatti parliamo un po' di questa tecnologia che a volte ci sovrasta. Invece se torniamo un tantino indietro nel passato, mi regali un'immagine differente da questa di oggi, un'immagine priva di questa tecnologia della tua infanzia? Cosa ti viene subito in mente? Ma io ho avuto da sempre un bellissimo rapporto molto intimo con la natura, con la terra. E avevo un fazzoletto di terra, si può dire, all'incirca quando può essere il tavolo di una cucina di una famiglia numerosa, nel giardino, dove era ordine assoluto da parte di mio padre che nessuno potesse mettere mano, perché era il mio angolo dove andavo a recuperare delle piantine che trovavo lungo i sentieri e quindi me ne andavo a studiare, me le trapiantavo, e quindi fin da allora, fin da bambino. Quindi nasce prima l'amore per la natura, che è quella, diciamo, per la medicina e per l'arte. Allora, si parte da là. Parte da lì.
e parte ancora prima, perché la mia prima vera parola è stata calla. Cioè, ho parlato tardi, poi nel tempo ho recuperato. Ho parlato tardi e la mia prima parola è stata calla, perché c'erano questi fiori della calla che mi piacevano e mi attiravano, proprio quel nasino giallo con tutto quel colletto bianco, e indicavo sempre, finché mia madre mi diceva calla, 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 e io calla. E da quel momento in poi non mi sono Quindi più la fermato. prima parolina, La prima ecco. parola è stata calla, poi mamma, papà e tutto il resto, ma prima è stata calla. Tra l'altro il dottor Antonio Patti veramente nasce già in un quadro poetico, perché io ho letto, nasce a Favara nell'equinozio di primavera dell'anno santo del 1950, c'era Papa Pio XII tra il ganglore delle campane, che tra l'altro non suonavano per te, però Esatto. facevano un attimo di scena. Per chi suonavano queste campane? Suonavano per i minatori. Ah, ecco. E io marcio un po' su questa storia del 20 e 21 di marzo, perché effettivamente sono nato intorno a mezzogiorno del 20, rivelato il 21, quindi sono l'ultimo giorno di dicembre e poi rivelato il primo giorno di primavera, quindi a livello proprio di equinozio di primavera in ogni caso. E c'era stato un lunghissimo sciopero di mesi dei minatori che erano rimasti dentro le miniere da Ciavolotta, di Lucia, e finalmente poi si è arrivato all'accordo e quindi è finito lo sciopero. Per dare la notizia, tutte le campane di Favara hanno cominciato a suonare a festa. In quel momento mia madre mi partoriva e quindi mi metteva al mondo. Il clangore quindi di queste campane mi è rimasto come il fatto che sono un po' sempre stonato, non ho la testa molto sulle spalle. Però è una grande passione per la musica, che io so, specialmente la musica classica. Perché la musica e la musica classica in particolare fin da bambino mi hanno portato. E poi la musica l'abbiamo nel sangue noi Patti. Mio nipote Giacomo è tenore in questo momento. So che è un artista a livello internazionale. Grosso, in Austria lui per ora che lavora. Bene, passiamo invece un po' alla poesia, perché hai scritto dei libri, però hai pubblicato una silloge poetica dal titolo Il nostro cielo racchiuso. Sì. È un piccolo librettino, però io nel leggerlo mi sono emozionata perché c'è tutto, diciamo, c'è tutta l'essenza di Antonio Patti. Perché allora vorrei leggere una poesia, vediamo un po'. Il mare si è portato via una parte di noi, e nel rincorrersi dei nostri corpi i loro corpi sfatti. Nella brezza della sera una riva di eucaliptus ci resta e il sapore della morte. Allora c'è la pianta, c'è la passione, c'è la terra, insomma c'è tutta l'essenza. C'è la morte. Eros sì. E Thanatos. È una poesia questa a cui tengo moltissimo, perché è stata scritta in ricordo di 3 amici che sono morti annegati contemporaneamente. Ringrazio che avevo un esame importante a Palermo, era il Corpus Domini, quindi l'indomani del Corpus Domini avevo gli esami, quindi sono rimasto a Palermo perché sennò sarei la 4ª vittima di questo brutto incidente che c'è stato a Eraclea Minoa. E quindi c'è tutto lì, in questa poesia c'è un po' tutto. Questo mondo dell'Eros, del Thanatos e questi amici che non ci sono più. Erano gli anni 70 comunque, fine anni 60. Che anni erano? Che ricordo? Erano anni molto turbolenti. Erano anni molto turbolenti quelli, perché la contestazione era nell'aria. La contestazione che c'è stata, di cui ora si parla, forse anche non nei termini dovuti, è stato fondamentale un po' in tutta l'Europa e anche negli Stati Uniti. Erano gli anni che scoppiava la guerra in Vietnam, la canzone di Gianni Morandi, sì, tanto per dirne una, ricorda quegli anni.
erano gli anni in cui si voleva due o tre cose importanti. Uno era l'immaginazione al potere, cioè immaginare un mondo diverso rispetto al mondo che finora c'era stato, che era il mondo della guerra fredda. Noi siamo i figli fortunati perché siamo nati dopo la guerra, però abbiamo inconsciamente nei primi anni sofferto anche la fame del post bellico e abbiamo visto poi il boom economico, però non vedevamo quello che potesse essere anche questa creatività. Ecco, il mondo della creatività nasce anche da questo, dall'immaginazione al potere, come dicevano nel 68 francese. Assolutamente. Parliamo anche di un altro libro che è Povero Pero, quasi un apologo, che è edito Medinova. Sì. E di questo libro possiamo dire che insomma, è stato un attimo, ti è sfuggito di mano scrivere ad un certo punto, perché lo scrivi per festeggiare il tuo il 60° anno di età, super giù in quel periodo. Però non è solo un gioco, diciamo che c'è anche una morale molto forte, c'è il pero, una metafora della vita. Sì, è un gioco, è nato soprattutto perché tra le mie ricerche, tra le altre cose, io sono un bibliofilo. Ecco, ci avrei giurato. No, il discorso del bibliofilo è importante perché la spinta a scrivere questo libro viene da aver ritrovato il testo di un testo di agiografia, cioè sarebbe a dire di libri che riguardano la vita dei santi, che riguardavano due martiri, è trascritto nel 1700 e si narra che ci fossero questi due martiri sepolti di nascosto in un orto, e su questo sepolcro era spuntato un pero. Questo pero, assorbendo le virtù teumaturgiche di questi due martiri, faceva delle pere che uno si mangiava una pera e guariva da qualsiasi tipo di malattia. Sarebbe anche quelle incurabili il desiderio di tutti. E allora, però succede un fatto strano, che un giorno il pero, cioè uno di questi santi, dice che erano sepolti lì e che lì devono costruire la chiesa. Il pero ovviamente viene buttato giù, e questo io lo collego al pero di cui si parla nel Decamerone, che c'era un pero meraviglioso, grande, e che faceva tantissime pere, che era la ricchezza del contadino, che però viene buttato giù. Non dico qual è la novella, così andate a leggere. E infatti dovete leggerlo, dovete leggere sia questo che il Boccaccio. Soprattutto il Boccaccio. E l'altro cosa importante è che lo ricollego a un vecchio detto nostro che parla di un pero meraviglioso, però che pere non ne porta e che viene poi buttato giù, e con il fusto di questo albero viene scolpita una figura di un Cristo, e che quindi il contadino riconosce in quel Cristo il suo vecchio albero e dice: da pero non portavi i frutti, dice, ora che sei Cristo tu dovresti fare i miracoli. Tutto questo li metto assieme e porto come morale il fatto gravissimo è che molto spesso nella nostra vita, indipendentemente se sei una persona che porti frutti o che non porti frutti, se sei destinato dal destino infame di essere buttato giù, vieni senza nessuna pietà buttato giù. E questo dovrebbe fare riflettere molto, cioè al di là di quello che può essere la battuta, che magari può essere un po' iconoclasta per molti versi, ma deve fare riflettere su tante cose, cioè il fatto che molto spesso noi siamo vittime della speranza, come diceva Sciascia, cioè noi affidiamo alla speranza una fiducia che in realtà non abbiamo. Però che a volte è vitale, quindi non possiamo prescindere da ciò. Guai a non avere la speranza, assolutamente, perché la speranza ti dà modo anche di aggrapparti a uno scoglio dove ci puoi lasciare anche brandelli di mano,
però ti può salvare la vita. Sì, chiudiamo con un altro libro veramente particolare, è un romanzo sperimentale, si intitola Alberto e la città, edizioni Tracce. Questo libro di qua è una struttura particolare e ha 3 finali, così diciamo che il lettore può scegliere quale finale insomma preferisce. C'è molto surrealismo, ironia. C'è tantissima ironia, perché più che surrealismo c'è molto dada. C'è il dadaismo, io lo considero il momento più importante, più creativo dell'arte del Novecento, e mi sono rifatto molto ai dada perché erano quelli che più giocavano proprio sulla provocazione, giocavano sull'improvvisazione, sulle le cose che magari potevano sembrare brutte e tutte. La struttura di questo romanzo, che è Alberto e la città, Albert significa tutto verde, come non tanto l'altra, quella tedesca, come etimologia. La città è Palermo, quindi sono in realtà stravolti i miei anni di università vissuti a Palermo, questo rapporto di amore e di odio con questa città meravigliosa che amo alla follia, e che soprattutto l'ho amata perché era la città della infanzia, della giovinezza di mia madre. Ha una grandissima energia Palermo come città. Sì, una città enorme. Era una delle grandi capitali europee. E Palermo è stata rovinata dai piemontesi. Con l'unità d'Italia, l'annessione che c'è stata al regno delle due Sicilie, al resto di quello che poi è diventato il regno d'Italia, Palermo, che era una delle città più sviluppate e più centrali di tutta Europa, ha subito poi una delle più gravi crisi che ci siano state. Mentre tutti gli altri invasori, chiamiamoli invasori, hanno portato civiltà, i romani, i primi greci, i romani, i fenici prima ancora, per non parlare anche poi soprattutto degli arabi, che hanno fatto una delle città più ricche e più belle di tutto l'Occidente. Palermo poi è caduta, però Palermo ha conservato sempre, specialmente fino agli anni 50, quest'aura di città aperta al mondo. Assolutamente. Il Liberty, uno dei Liberty più importanti che ci sono nel mondo, è proprio a Palermo. Le figure come quelle di Tomassi di Lampedusa e di suo cugino Lucio Piccolo, che parlavano correttamente 5-6 lingue diverse, erano perché erano immerse in un clima particolare, che era una città cosmopolita. E Palermo ha dato proprio l'ispirazione a questo romanzo, che ha la struttura dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Mussorgsky, in questa sua opera nata essenzialmente per piano, descrive una mostra ad un suo carissimo amico, e quindi fa poi una promenade, cioè una camminata, poi ogni stanza descrive i quadri che sono presenti in questa stanza, e poi va in un'altra. È grosso modo la struttura di Alberto che si sposta, e si sposta così di stanza in stanza, da un argomento a un altro argomento, fino ad arrivare all'ultima stanza dove ci sono esposti 3 finali diversi. 3 finali. Bene, siamo quasi in chiusura. A me piace chiudere con una frase sull'arte e poi la commentiamo assieme. C'è solo una cosa che valga in arte, quella che non si può spiegare. Questa è una frase di Georges Braque. Cosa ne pensi? Braque è stato uno dei grandi dei pittori, un cubista, che era, quindi per certi versi il cubista, quello dell'intelligenza, non tanto della creatività, che forse è più il Picasso. È importante questo discorso che l'arte non può essere spiegata, non deve essere spiegata. Per questo ci affascina e ci affascinerà sempre. Noi siamo stati per certi versi vittime di Croce e di tutto quello che c'è stato la scuola che ci ha insegnato, che dicono il poeta voleva dire questo, il pittore voleva dire questo. No, il poeta ha scritto questi versi, il pittore ha dipinto questo quadro. Ora sta a noi, con gli strumenti che tu insegnante ci devi dare, poter leggere
quello che è scritto in quei versi, quello che evocano quei versi e quello che evoca a te quel quadro, perché il quadro viene consegnato dal pittore al fruitore e lì incomincia una nuova vita per il quadro. Ogni volta che quel quadro interagisce con una persona è un quadro diverso, non è mai lo stesso quadro. Perché ognuno la vede poi perché con ognuno la deve propria vederlo, deve anima sentirlo anche. in una maniera diversa. Assolutamente, Ma non da grazie. spiegare. Grazie mille al dottore Antonio Patti, grazie a voi per averci seguito e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.